35 morti, una decina di dispersi nell'incredibile crollo del ponte sulla 10 a Genova. Partita unità cinofile dei Vigili del Fuoco dal Veneto, a disposizione della Protezione Civile. Luca Zaia telefona al collega Toti, pronti ad aiutare. Stop fondi periferia Venezia, stamane anche il sindaco Conte, al vertice dei primi cittadini del comune capoluogo, sottoscritto un appello al governo a garantire i fondi, ma sia il dialogo, senza strumentalizzazioni politiche. Arrestato dai carabinieri l'uomo che il 4 agosto aveva sparato a un 40enne albanese in zona industriale, a un connazionale disoccupato, a scatenare la violenza e la gelosia per la moglie che aveva avuto una relazione con la vittima. Continuano le razzie con la tecnica dell'abbraccio, a cadere nella trappola della ladra stavolta un 52enne disabile mentale a Casale sul Sile. Case di riposo e strutture per disabili, nuovo blitz di controllo degli standard da parte della Regione, tutte le strutture promosse tranne una nel Rodigino. Oggi pomeriggio a Venezia i funerali dello storico editore e patron della Marsilio, tanti i nomi della cultura e delle istituzioni per l'addio, un uomo mai banale, lo ricorda Massimo Cacciari. Era stata abbandonata vicino al Piave, chiusa in un trasportino lasciata sotto il sole, gattina salvata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che l'ha trovata mentre faceva una passeggiata. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e anche in Veneto e nella Marca arriva l'eco del terribile disastro del crollo del ponte di Genova. 20 le vittime ufficiali, però il bilancio ufficioso è di 35 vittime, ovviamente tutto ancora da accertare, decine comunque appunto le vittime, una decina dispersi, tantissimi feriti. Tra le vittime purtroppo c'è anche un bambino, è un'eco ovviamente di rabbia e di disperazione che arriva subito in Veneto, e dal Veneto sono partite subito unità cinofile dei Vigili del Fuoco, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha telefonato al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, esprimendo la propria vicinanza e quella dei cittadini veneti per la terribile tragedia che ha colpito la città. Zaia ha ribadito la disponibilità delle strutture di soccorso del Veneto ad intervenire nel capoluogo ligure in caso venisse richiesto in qualunque momento. L'eco di un urlo destinato a riecheggiare a lungo, l'urlo disperato di chi vede l'orrore in pochi istanti e non può fare nulla. Nella Genova del 2018 crolla un ponte seminando morte e distruzione. Il ponte Morandi lungo l'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia. Un ponte strallato inaugurato 51 anni fa. Crolla con due conseguenze: trascina con sé le auto che vi transitano sopra e si abbatte anche sull'abitato sottostante. Ha un bilancio terribile di morti, tra i quali un bambino, dispersi e feriti. Per il 118 di Genova è un disastro di dimensioni epocali che rimbalza in pochi minuti in tutta Italia e in Veneto. C'è bisogno di tutti, ed anche dalla nostra regione partono due unità cinofile dei Vigili del Fuoco, una da Belluno e l'altra da Padova, per la ricerca di eventuali dispersi. Nelle prossime ore il numero di unità potrebbe aumentare. Intanto anche Palazzo Balbi si attiva subito. Il governatore Luca Zaia e l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin contattano la regione Liguria. Io mi sono messo in contatto immediatamente con il collega Gianpredone della regione Liguria e con il capodipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, garantendo la piena disponibilità della nostra struttura di protezione civile, in modo particolare di unità cinofile qualora fossero necessarie. Pronti per aiutare, perché il disastro di Genova riguarda tutti e prima di ogni cosa bisogna salvare vite umane. Poi sarà il momento dei perché, dato che a quanto pare sulla tenuta del ponte più di qualcuno aveva sollevato dubbi. Risposte che devono arrivare per capire come sia possibile che nella Genova del 2018, nell'Italia del 2018, il ponte di un'autostrada diventi una trappola mortale. Oddio santo! Una tragedia di Genova che ha avuto anche ripercussioni pesanti in borsa per la famiglia Benetton, che detiene la maggioranza di Autostrade per l'Italia. E poi l'episodio che suscita ovviamente reazioni sui social anche da parte di funzionari pubblici.
È stato sospeso in borsa il titolo di Atlantia, la società infrastrutturale controllata dalla famiglia Benetton che detiene la maggioranza assoluta di Autostrade per l'Italia. Dopo la notizia del cedimento del ponte lungo la A10 sulla Genova-Savona, il titolo è arrivato a perdere anche il 6,3%, prima sospeso, poi riammesso agli scambi, poi nuovamente sospeso, mentre prima della tragedia risultava piatto. Un contraccolpo inevitabile, anche se Autostrade ha spiegato che sulla struttura risalente agli anni 60 erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto con l'installazione di un carro ponte, tutto sotto costante vigilanza. Una tragedia che ha colpito l'opinione pubblica trevigiana e causato accese reazioni anche sui social, come il post con decine di condivisioni del direttore generale della provincia di Treviso, Carlo Rapicavoli, che parlando di episodio di gravità inaudita riflette sullo stato di manutenzione delle infrastrutture e sulle condizioni di rischio sempre più elevato dovuto soprattutto, scrive, alla progressiva riduzione di risorse a causa di tagli dissennati e senza alcuna seria programmazione, ma anche, prosegue il direttore dell'ente di Sant'Artemio, sulle responsabilità personali alle quali ogni giorno sono esposti in prima persona funzionari e tecnici degli enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale che si trovano a operare con armi spuntate e senza concrete possibilità di intervento, e questo termina fino a quando non arriveranno risposte concrete da chi ha la responsabilità di governo. Un tema, quello delle risorse in generale, che oggi è stato protagonista del vertice a Venezia dei sindaci dei comuni capoluogo chiamati a raccolta da Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia. C'era ovviamente anche il sindaco Mario Conte di Treviso, seppellita, diciamo così, l'ascia di guerra con le dichiarazioni di questi giorni, non certo di Conte, ma la ricerca da parte di tutti i sindaci di un dialogo con il governo. Sentiamo. L'obiettivo è quello di andare al dialogo con il governo per avere delle garanzie che questi fondi saranno investiti nel nostro territorio. Battaglia sì, ma attraverso il dialogo. 7 sindaci a Venezia, vertice trasversale, anche se il centrodestra è maggioranza, nei capoluoghi, e alla fine il caso dei fondi congelati per il bando periferie sancisce un'alleanza e un appello diretto al governo. Nel Veneto il totale dei 99 interventi congelati ha un valore di 264,7 milioni di euro, spiegano, di cui 149,9 finanziati dal bando e 114,7 da cofinanziamenti pubblici e privati. Risorse che non possono essere messe a rischio, non solo per aspettative dei cittadini, ma anche per l'effetto volano nei confronti delle imprese locali. Abbiamo messo sul tavolo le varie progettualità delle singole città, è stato fatto un ragionamento generale, la cosa che è emersa è comunque l'atteggiamento propositivo, positivo di dialogo, la ricerca di un dialogo con il governo che alla fine dia semplicemente la conferma che questi fondi sono a disposizione, anche se in questo momento congelati. Insomma, Mario Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche, ribadendo quanto detto nei giorni scorsi dopo aver parlato con il vice ministro dell'economia Garavaglia. Le opere non sono a rischio, noi come Treviso la progettazione proseguirà perché lo slittamento di 1 anno e mezzo non ci crea particolari problemi, quindi per quanto riguarda Treviso l'importante è avere la garanzia che questi fondi siano confermati. Siamo ancora in una fase preliminare di progettazione, alcuni progetti sono già esecutivi, altri sono in fase preliminare. I sindaci aprono un ponte di dialogo con il governo, ma non sono disposti ad aspettare troppo. Per questo c'è già in calendario un nuovo vertice, stavolta la presenza di un rappresentante del governo che ascolti le istanze dei primi cittadini. Ma Conte non vuole sentir parlare di tagli. Questo bando periferie è nato con dei vizi e purtroppo i nodi sono venuti al pettine proprio in questo momento e rischiano di penalizzare le città virtuose per l'ennesima volta. Però l'azione che ha fatto il governo ha delle fondamenta solide. Una spiegazione ribadita anche dal governatore Luca Zaia, con il quale Conte ha parlato prima del vertice a Venezia. Quello del congelamento dei fondi nasce da una sentenza della Corte Costituzionale. La sentenza della Corte è chiara, dice che ci sono problemi di coperture. Il governo ha fatto due cose, ha rimandato confermando il bando periferie, quindi i 96 progetti, ha rimandato l'esecutività al 2020 in maniera tale da mettere a posto le carte, e dall'altro aveva fatto una cosa intelligente, ha liberato l'avanzo d'amministrazione per quasi 8.000 comuni italiani, quindi se 100 dovranno aspettare un anno, a me sono concesso che fossero pronti subito, gli altri 7.500, 8.000 quelli che sono pronti a utilizzare il loro avanzo d'amministrazione.
Questo dunque si è detto a Venezia oggi nel vertice tra i sindaci dei comuni capoluogo. Allora cosa ne pensano, come commenta l'opposizione in Consiglio Comunale a Treviso? Abbiamo al telefono il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni. Pelloni, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, ha sentito cosa è emerso? Un commento su quanto è stato detto oggi dai sindaci? Ma allora, come ho già detto alla stampa, il sindaco Conte avrà tutto il nostro sostegno nel chiedere che l'azione del governo vada modificata con un emendamento alla Camera, perché riteniamo che questo emendamento sia sbagliato. Non è vero che ci sono i vizi di forma della Corte Costituzionale, o meglio, sarebbero stati facilmente aggirabili. È giusto l'appello degli industriali di Treviso e di Padova che dicono ci sono dei soldi, dei milioni fermi con progetti già esecutivi che domani mattina partirebbero. È un errore drammatico tenere fermi, congelati questi soldi per 2 anni. Non sapremo che governo ci sarà, non sapremo come sarà la situazione economica. Sono già stati rimandati una volta, perché non potrebbero essere rimandati una seconda nel 2020? Non ci fidiamo. Ecco Pelloni, senta, in questi giorni Conte ha detto anche, sarà il motivo anche per esaminare alcuni dei progetti che non ci convincono, secondo lei? Ma no, assolutamente è impossibile esaminarli, almeno sono progetti, nella gran parte sono progetti esecutivi e quindi che partiranno una volta che arriveranno i soldi, ma i progetti sono già stati firmati, sono già stati appaltati, è già stato pronto tutto, quindi insomma è già stato predisposto tutto, non si può modificare quasi nulla. Perfetto, grazie a Stefano Pelloni per il suo contributo, grazie e buon lavoro, buon Ferragosto anche. Buon lavoro. Grazie. A lei, arrivederci a tutti. Grazie a Stefano Pelloni. Dunque l'opposizione non si fida, però è pronta a sostenere Conte nel caso appunto si chieda con forza un emendamento al decreto per mille proroghe. Se ne parlerà nelle prossime settimane, soprattutto a settembre, quando sarà votato alla Camera. Adesso la cronaca, ricorderete certamente il colpo di pistola sparati nella zona industriale di Oderzo la notte tra il 3 e il 4 agosto, un uomo ferito, un tentato omicidio, adesso è stato catturato dai carabinieri il responsabile. È stato bloccato da polizia stradale di Palmanova e carabinieri mentre con la famiglia stava raggiungendo il confine di Stato per rientrare frettolosamente in Albania. Prima ha negato, poi è crollato e ha ammesso di essere stato lui la notte tra il 3 e il 4 agosto a Oderzo ad aspettare sotto casa e a sparare a un connazionale di 40 anni che lavora come buttafuori al Casinò di Venezia, dimesso dall'ospedale solo un paio di giorni fa. L'arrestato è un 39enne disoccupato di Mansuè e si trova ora ai domiciliari. È accusato di tentato omicidio. Delitto passionale, si può dire, era una gelosia e un rancore che l'autore del reato covava a tempo, perché nel passato insomma i due avevano avuto una donna contesa, diciamo così, donna con cui la compagna insomma dell'autore. La relazione in un momento di crisi tra marito e moglie che in quel periodo erano separati. I due si erano poi riappacificati. Il nostro indagato non è riuscito a digerire questa situazione, evidentemente ha covato rancore per tanto tempo e poi questo rancore è sfociato in questo gesto notturno di qualche notte fa, dove lui dice che insomma, non aveva intenzione di uccidere. Sta di fatto che però il colpo è inequivocabilmente esploso, per quanto ci riguarda, per uccidere. A incastrarlo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso lui e la sua macchina, e poi le celle agganciate dal telefono e soprattutto le indicazioni date fin dai primi momenti dalla vittima, che pur trovandosi di fronte a un individuo travisato sospettava si trattasse del marito geloso. Incrociandolo in auto poco tempo prima gli aveva detto non finisce qui. Il 39enne ha cercato di negare, poi è crollato. Ha iniziato a piangere. Insomma, era lì per esplodere in una confessione, in un pianto, poi alla fine così è stato e ci ha indicato il luogo dove aveva nascosto la pistola e alla fine insomma lui ha confessato tutto e eccoci qui. Senza scrupoli davvero le cosiddette ladre degli abbracci, continuano le razzie in questi mesi e in queste settimane. L'ultima vittima su cui indagano i carabinieri nel Trevigiano a Casale sul Sile, ed è l'obiettivo della ladra in questo caso è davvero la più fragile delle vittime.
Ancora un abbraccio fatale nel Trevigiano, questa volta è accaduto a Casale sul Sile. Nel mirino è finito un uomo di 52 anni con una disabilità mentale. La vittima si trovava nei pressi della sua abitazione quando è stata avvicinata dalla donna. La tecnica è sempre la medesima. Con la scusa di volerlo salutare si avvicina e butta le braccia al collo. Tutto accade in un attimo. La ladra, abilissima, riesce a sfilare la collana d'oro dal collo alla quale il 52enne aveva appeso anche la fede nuziale. Prima che l'uomo possa accorgersi di quanto accaduto, la ladra ha già fatto perdere le tracce. Alla vittima non rimane che denunciare l'accaduto ai carabinieri. Ormai non si contano più i casi di furti con destrezza compiuti con questa tecnica. Le forze dell'ordine hanno già individuato e denunciato diverse ladre, ma evidentemente, nonostante gli appelli lanciati da polizie e militari dell'arma a non fidarsi di donne avvenenti che si avvicinano facendo finta di conoscerti, i casi continuano a ripetersi. Le indagini ora dei carabinieri per risalire alla ladra. Ieri la prima vittima, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, trevigiana, paziente trevigiana del virus West Nile, una donna molto debilitata purtroppo dal cancro, una 74enne. Oggi la Regione ha stilato un nuovo bilancio della situazione del virus West Nile da parte della Direzione della Prevenzione della Regione. 84 i casi accertati finora in Regione Veneto, secondo il dossier redatto dall'assessorato alla sanità, presieduto da Luca Coletto, che vediamo in queste immagini. Dicevamo 84 casi, dei quali 59 lievi con febbri e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi, come dicevamo, è salito a 3 con quello di ieri. Il punto della situazione, Coletto dice: i nostri esperti riferiscono di trattarsi di una situazione particolarmente intensa rispetto agli anni scorsi, la cui virulenza potrebbe essere stata aiutata dal clima caldo e umido delle ultime settimane. Tutto peraltro è monitorato minuto per minuto ed è assolutamente sotto controllo, motivo per cui non è il caso di parlare di un particolare allarme. Peraltro oggi nel Porto Gularese altri 2 casi di infezione accertati, che hanno fatto salire dunque 84 i casi in Veneto. Ancora di sanità parliamo nel prossimo servizio, prendendo spunto però dal caso terribile dei neonati di Brescia infettati in ospedale da un batterio. È un caso, un tema che apre uno squarcio sui rischi nelle strutture ospedaliere. Il primario di microbiologia del Cafoncello di Treviso parla di un rischio contenuto, ma invita a non abbassare la guardia sui germi, che tra l'altro sono sempre più resistenti. Infezioni contratte in ospedale, il caso di Brescia con un neonato prematuro morto a causa di un batterio che si è rivelato fatale e altri 6 infettati fa innalzare l'attenzione sul fenomeno dei germi tra le pareti di ospedali e case di cura, sempre più resistenti e sempre più temibili, tanto che nelle strutture sanitarie il rispetto dei protocolli per ridurre al minimo il rischio di infezioni è sempre più pressante, tanto più quando si parla di neonati e reparti di patologia neonatale. Questi eventi sono sempre più frequenti perché la capacità di mantenere in vita anche bambini notevolmente compromessi è aumentata, quindi cateteri, quindi altri presidi che facilitano questa infezione. Diciamo che sono situazioni di infezioni che possono accadere in qualsiasi ospedale, anche di alto livello. Questo germe lo conosciamo da molti anni, in patologia neonatale è chiaro che dobbiamo tenere altissima la guardia. Un nemico invisibile e temuto dagli stessi operatori sanitari, chiamati a osservare precise regole a tutela della salute dei pazienti. L'episodio di Brescia suona come campanello d'allarme a livello nazionale, pur non dimenticando che il rischio rispetto a infezioni di questo genere rimane contenuto. Resta basso, teniamo conto che c'è sempre questa problematica che i batteri diventano sempre più resistenti e quindi più resistenti diventano, più facilmente circolano anche in corso di terapia. Continueremo a parlare di sanità con un blitz nelle case di riposo di tutto il Veneto da parte della Regione, ma lo faremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, telegiornale di Treviso. Dicevamo prima della pubblicità, nuovo blitz da parte degli ispettori della Regione in case di riposo e strutture per disabili. È il secondo controllo a sorpresa negli ultimi 6 mesi, bilancio soddisfacente secondo i vertici regionali, con le strutture controllate e promosse tranne una nel Rodigino.
Si tratta del secondo blitz straordinario nelle case di riposo e nelle strutture per disabili delle 9 ULSS del territorio regionale, controlli a sorpresa voluti dalla Regione per valutare ed accertare i servizi per gli ospiti e lo standard di qualità. In 6 mesi abbiamo controllato una struttura su 5 in Veneto, allargando questa volta anche alle strutture per disabili, quindi sia le comunità di alloggio, quindi le comunità residenziali, sia i centri diurni, quindi quelli semiresidenziali. Gli ispettori regionali si sono presentati in 18 case di riposo per un totale di 2.439 posti letto e in 19 strutture per disabili tra centri diurni e comunità alloggio per un totale di 322 posti. I risultati sono più che soddisfacenti. Solo in un caso, in provincia di Rovigo, la valutazione è risultata insufficiente. Soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia, continueremo così perché è un'azione di controllo e di accompagnamento e anche di segnalazione alle autorità competenti di quello che troviamo. Questo è un dato molto positivo e anche confortante, vuol dire che in Veneto insomma anche tutto il sistema sociosanitario è un sistema oggi buono, un sistema che ci dà dei risultati molto positivi, vuol dire insomma che c'è attenzione, vuol dire che c'è attenzione rispetto all'ospite, rispetto ai familiari, rispetto alle esigenze dell'ospite, che sia disabile, che sia anziano, non autosufficiente, ma anche in quella che è la cura dei particolari, quindi percorsi personalizzati, momenti di socializzazione, la cura degli arredi personali, insomma, che fanno sentire l'ospite o il residente come a casa propria. Per i parametri di valutazione è stato tenuto conto dei servizi, l'accoglienza agli ospiti, la pulizia e di comfort degli ambienti, compresi gli arredi, fino all'adeguatezza delle aree esterne e il loro utilizzo. Le criticità più ricorrenti per le 18 case di riposo sono le segnalazioni di limitata areggiatura, punti di umidità, pulizia carente e impossibilità di personalizzare le stanze con i propri oggetti. Positivi invece tutti i parametri relativi al personale e alle cure rese agli ospiti. Tutte le segnalazioni di criticità sono state già comunicate alle ULSS di competenza, che avranno il compito di adottare i necessari provvedimenti e monitorare il ripristino degli standard di qualità prescritti. I controlli ovviamente continueranno, a sorpresa, anche nei prossimi mesi. Ed ora la paura di questa mattina a Mariano di Piave per un autocarro in fiamme in un'azienda agricola, è successo poco dopo le 8 con un incendio che ha semidistrutto appunto, come vedete, l'autocarro, l'intervento dei vigili del fuoco che vediamo nella foto per evitare il peggio. Sono arrivati anche da Conegliano con l'autobotte e in corso di accertamento le cause del rogo che hanno distrutto questo autocarro. Adesso a Venezia per parlare dell'addio a Cesare De Michelis, lo storico patron della Marsilio, un lutto che ha colpito ovviamente anche la Marca trevigiana. Tante persone, il mondo della cultura ma anche il mondo delle istituzioni, per l'ultimo saluto al patron della Marsilio, che era anche presidente della giuria, come sappiamo, del premio per Piovene, e adesso le parole di Massimo Cacciari che l'ha salutato in modo commovente. Il mondo della cultura e non solo si è dato appuntamento a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, per i funerali di Cesare De Michelis, anima della casa editrice Marsilio, morto venerdì scorso. Circa 500 le persone presenti al rito funebre, cui sono intervenuti tra gli altri Massimo Cacciari, Paolo Baratta, Giuseppe Lupo, Michela Murgia, Gaia De Beaumont, Ferruccio De Bortoli, Lisa Ginzburg, Cesare Segre e Riccardo Franco Levi. Il discorso di commemorazione con cui è stato ricordato l'editore, intellettuale e professore universitario è stato tenuto da Giuseppe Lupo assieme a Massimo Cacciari e Francesco Giavazzi. Lupo, ricordando un incontro con De Michelis di tanti anni fa, una conferenza a Firenze, ha rievocato quella che per lui è stata forse l'immagine più bella di Cesare, quando paragonò il mestiere dell'editore a chi aspetta sulla riva del mare manoscritti in bottiglia. È solo questione di spazio, aveva detto Cesare in quella circostanza. Mondadori ha una spiaggia più lunga, io una più corta, ma l'esercizio è lo stesso, aspettare. Toccanti anche le parole del filosofo ex sindaco di Venezia, che con De Michelis aveva intrattenuto una lunghissima amicizia. Cesare poteva sopportare tutto, ma non il luogo comune, non la banalità, non il cattivo senso comune. Poteva amare invece il paradosso, la contraddizione, il conflitto.
La viabilità adesso per parlare della Treviso-Ostiglia, con 200.000 euro per riqualificare e mettere in sicurezza la pista ciclabile Treviso-Ostiglia nella sua parte padovana. 200.000 euro sono in arrivo alla Federazione dei Comuni del Campo San Pierese per la realizzazione di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile Treviso-Ostiglia in provincia di Padova. La Federazione ha assunto un ruolo di capofila in un progetto che nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Regione ha coinvolto anche i comuni di Curtarolo, Grisignano di Zocco e l'Unione Comuni Padova Nord-Ovest. Gli interventi prevedono l'asfaltatura degli accessi, passaggi semaforici e rampe di accesso di alcuni tratti, la realizzazione di parcheggi e aree di sosta con panchine, rastrelliere per bici, cestini e fontane. Quindi la segnaletica, la messa in sicurezza della tratta soprattutto nelle intersezioni, con particolari attenzioni ai punti più critici in prossimità degli attraversamenti. Infine la realizzazione di grandi mappe da posizionare lungo il percorso e il posizionamento di cippi chilometrici nelle tratte sprovviste. Una storia di abbandono di animali a lieto fine, fortunatamente una gattina che è stata abbandonata vicino al Piave, chiusa in un trasportino, come vediamo in questa foto, lasciata sotto il sole. La gattina, protagonista di questa storia di abbandono estivo, è stata salvata fortunatamente e per caso dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che l'ha trovata mentre faceva una passeggiata in zona Ponte di Piave. Se non fossi passata di lì, con buona probabilità sarebbe morta di sete o di caldo, visto il clima di questo periodo, ha raccontato Erika Baldin. Per fortuna l'ho raccolta, ho preso il trasportino, l'ho portato nel bar più vicino per chiedere se qualcuno avesse visto movimenti sospetti in zona, e la barista, racconta la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, si è subito innamorata della gattina e l'ha voluta tenere. Dunque una storia a lieto fine, ma che, dice Baldin, non può far abbassare la guardia proprio sul fenomeno dell'abbandono degli animali in questa stagione. E con questa storia, con questa gattina salvata, si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, sarà un ferragosto soleggiato, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore, tempo via via più instabile sui settori alpini, con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori in questa giornata festiva. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 29 e 31 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per isolati acquazzoni, al pomeriggio, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 31 gradi circa. Per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.